Giulietta, si sa, è molto sfortunata, ma la sua fortuna letteraria è immortale. Qui, in un angolo del cortile della casa, c'è la sede del Club Giulietta. In pratica, migliaia di persone da tutto il mondo scrivono e confidano a Giulietta le loro pene d'amore. Cara Giulietta, sono Giada, sai, vorrei tanto trovare l'amore. Lo so che è presto. Dear perché ho appena Juliet, 15 anni. how are you? I am a Chinese girl, 20 years old. Hola, Julieta. Yo quiero volver muy pronto a Verona, pero también a Bonjour, Italia. Julia. Je suis amoureuse d'un garçon, mais je ne sais pas comment lui dire que je l'aime. Giulietta, te che hai avuto un amore così bello e passionale, ti chiedo di aiutarmi a trovare il mio amore, perché prima o poi anche io troverò il vero amore. Giulietta è ancora viva e lotta assieme a noi contro le pene d'amore, anzi le Giuliette sono tante e sono loro, è magnifico, cioè voi rispondete alla tonnellata di lettere che arriva tutti i giorni a Giulietta. Cosa si prova a immedesimarsi nelle pene d'amore del mondo intero? Ti fanno sentire che l'amore c'è, esiste. Credere nell'amore. Credere nell'amore, quindi Giulietta crea delle relazioni vere. Racconta e raccoglie storie vere. Come questa, dal Sudafrica. E c'è questa giornalista svedese che scrive della sua storia d'amore con questo prigioniero politico sudafricano, lei bianca, lui di colore, e hanno affrontato qualunque difficoltà pur di riuscire a stare assieme, e adesso dopo 21 anni di matrimonio mi scrive a Giulietta raccontando la sua storia e dicendo che l'amore esiste veramente. C'è da crederci ancora l'amore o no? Certo, l'amore è l'amore ed è sempre quello. L'amore rimane la cosa più importante della vita e chi dice il contrario è perché non l'ha mai provato. Sigla.